La mia lingua. 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 Allora, per me la lingua corsa è una fortuna, ma una fortuna maggiore e soprattutto un bel regalo fatto dai miei vecchi e da babbo e mamma. Quando è che voi avete imparato a fare la corsa? Allora, per me l'imparare da lingua corsa si è fatta in maniera naturale, posto che sono stato arrivato in un paese sino a poco presso l'età di 5 anni, faccio che ho campato in chi miei vecchi, in chi miei parenti, in chi miei zii, e in paese tanto, insomma, quando io ero poltro, ma a 50 anni in arrivo quasi, c'era un mondo e ti toccava parlare corso se tu volevi comunicare con la gente. Allora si è fatta in maniera naturale, qua. Quando la dublate a lingua corsa? La lingua corsa cerco di parlare il più sovente possibile. Nel lavoro, ogni volta che sento che la persona posso parlare con lei, parlo subito perché mi viene più naturalmente di parlare corso che francese. E poi dopo, come mordaiente, in famiglia, in paese, in chi miei amici, in chi mia moglie, in chi miei cittadini, cerco di parlare il più possibile perché mi viene il più naturalmente possibile, sicuro. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa per me rappresenta molto da fare, rappresenta soprattutto una terra, un'isola, una lingua, una cultura e poi rappresenta tutto ciò che è per rapporto a me cittadina, il mio paese, i miei vecchi, questo che non ho mica conosciuto, questo che ho conosciuto non ci sono più, rappresenta la mia famiglia, i miei paesani, i miei enti, i miei amici, tutto ciò che ho campato quando ero cittadino che mi faccia saudi, qua. Come dite la bene di lingua corsa? Beh, la bene della lingua corsa, stufo, avanti sono mica troppo rassicurato, ma ci ho creduto di no perché ci ho sperato di no che tutto il mondo si mettesse di maniera individuale, di maniera collettiva, ci ho sperato che il politico di non pigliasse la piazza Maio qui in Trento e mettesse in piazza tutti gli affari che la polizia campa, che la polizia continua, che si giovani che vengono in città, in paese, potessero continuare a parlare e fare di maniera che da campessi la lingua.